Eros Zago, come detto, è il direttore della piattaforma Wine Idea. Stasera però ci parlerà del diserbo naturale per le produzioni biologiche, ci parlerà anche di quello che è come si dice, la connessione, no, del vigneto, perché oggi è molto importante, come dire, l'ambito meteorologico, perché è quello che in qualche modo... E la gestione dei trattamenti. E quindi la gestione dei trattamenti, che deve essere fatta in questi ambiti, può avere un grande aiuto proprio grazie a queste connessioni che tu hai studiato. Esattamente. Bene. Allora, buonasera, sono Eros Zago, mi occupo principalmente di tecnologia vitivinicola e compravendita di tenute agricole in tutta Italia. La mia esperienza diretta è durata nelle varie visite in tutto il territorio italiano di compravendita, mi pone fronte a alcune problematiche ricorrenti quasi sempre, insomma, sulle varie tenute agricole, eccetera, e che è la gestione dei vigneti. Quindi la gestione dei vigneti, diciamo, soprattutto su territori un po' particolari, tipo le colline o anche tante volte le montagne. Allora, quello che ho notato nelle varie problematiche girando per queste tenute agricole sono derivate in questo senso, problematiche ricorrenti, le abbiamo chiamate, che si chiamano le gelate, che su alcuni territori sono frequenti. Qui da noi è successo 2 anni fa e quindi diciamo, un particolare, diciamo, problematica. Ecco, bravo. E quindi da qua, diciamo, è la prima cosa che ho notato, specialmente su posti, un po' su canaloni, ma anche addirittura su fasce, diciamo proprio fasce, su certi vigneti, fasce che ha preso la gelata e fasce vicine magari che non l'hanno presa. L'altra cosa molto importante è la grandine. Quindi partiamo dalle gelate, la grandine e i trattamenti. Quindi tutto quello che è all'interno, attorno al vigneto, io ho cercato di raccogliere informazioni dalle problematiche, nel vero senso però, della gestione del vigneto, e quindi i trattamenti hanno cominciato a essere molto importanti. Importanti perché? Perché per i prossimi 3-4 anni dobbiamo pensare di andare verso il biologico, perlomeno attorno al 50-55%, quindi bisogna pensare che i nuovi vigneti, le nuove coltivazioni anche di verdure e di frutti, dobbiamo pensare che andranno verso diciamo, biologico il più possibile. Ecco perché questa sera abbiamo chiamato Nicolai a presentare un minerale naturale che si può concimare, si può fare il trattamento fogliare, eccetera. L'altra cosa importante che abbiamo notato è il diserbo, che dopo avremo, diciamo, un studioso che ha fatto una tesi di laurea veramente interessante, che è un diserbo con 2 metodi totalmente naturali, e quindi che vi spiegherà lui, molto efficaci. Allora, tanta fatica, soprattutto nelle vigne collinari, perché ho visto da pianura, che si lavora quasi tutto con la macchina, a vigneti collinari dove si fa tanta ma tanta fatica. E qui chiaramente il mio pensiero è rivolto proprio a questa fatica, che io l'ho vissuta essendo figlio di agricoltori, di contadini, l'ho fatta e ve la spiego come. Io correvo in bicicletta. Correndo in bicicletta chiaramente ho fatto tanta fatica, ma soprattutto il lunedì, quando non arrivavo dentro i primi 5, mio padre cosa faceva?
mi faceva caricare 4 o 5 rimorchi di letame e poi spargerlo nelle vigne. Quindi per alcuni anni è andata bene perché sono andato fuori 2 o 3 volte dei primi 5, alcuni altri ero sempre fuori i primi 5, quindi la fatica, ve lo dico io, a lunedì mattina dopo una gara di bicicletta era veramente dura. Cioè, questo per farvi capire che conosco la problematica di coltivare vigneti in collina, è veramente faticosa. Questo mi porta, diciamo, a un pensiero che 2 anni fa sono riuscito a mettere insieme con alcuni tecnici, alcuni ingegneri, il primo sistema di vigneto automatico, che adesso io ve lo faccio vedere. HAO, il vigneto connesso. Costruisci il tuo nuovo vigneto con HAO, un sistema tecnologico innovativo, pratico ed efficace. Il vigneto connesso HAO raccoglie, organizza e integra le informazioni meteo e quelle relative al terreno, elaborandole e inviandole all'app o ad internet. Irrigazione della vite. Concimazione della vite. Diserbo. Trattamento della foglia. Riscaldamento antigelate quando la temperatura scende sotto lo 0. Illuminazione del vigneto per poter lavorare più a lungo. Antigrandine. Il sistema del vigneto connesso HAO è particolarmente adatto a viticolture biologiche. Una difesa della vite tempestiva e mirata che renda la coltivazione più sostenibile, più efficace e meno costosa. Questo pensiero che ho avuto negli anni raccogliendo informazioni, siamo riusciti in qualche maniera a metterlo in funzione in alcuni posti. Adesso quello che sarà a breve, fra qualche mese, disponibile al Solighetto, previa prenotazione, lo possiamo far provare a tutti quanti, quindi chiunque voglia approfittare, diciamo, di testarlo e vedere come funziona è disponibile a breve. Comunque vi informeremo di questo. Da qui è nato, diciamo, sono nati alcuni altri progetti interessanti che riusciamo a mettere sotto la lente di ingrandimento e quindi tracciare sia i filari sia ogni singola vite. Questo è un progetto che stiamo realizzando nei Colli Romani, quindi anche qui diciamo, terreni un po' particolari, dove in questa maniera qua riusciamo a, scusate che ho fatto un errore, riusciamo a sapere tutto quello che è stato fatto per filare e per ogni singola vite. Quindi dal nome, in questo caso sono 4 ettari, 22.000 viti, ogni vite ha un nome di donna, uno diverso dall'altro, e sappiamo perfettamente quando è stata impiantata, la vita che ha, dove si trova proprio al centimetro, e possiamo affittarla, noleggiarla, possiamo sapere quanto vino produce, i trattamenti fatti, cioè tutta la storia che c'è attorno al... Quindi andiamo a avere un tracciamento veramente notevole. Questo è stato possibile tramite il vigneto connesso, appunto, con una serie di, diciamo di sistemi wireless di ogni singola vite per filare e una possibilità di sapere dov'è. Quindi le persone arrivano, si mettono, come ci passano davanti, sanno perfettamente quella vite che nome ha, che trattamenti sono stati fatti, chi è il padrone, perché in questo caso vendono la vite, e i vini che fanno
che producono le quantità, eccetera, e quante bottiglie sono state spedite al padrone di quella singola vite. Quindi questo per farvi notare che il tracciamento oggi come oggi comincia a diventare importante, tant'è vero che la provincia di Cuneo, ad esempio sulle nocciole, ha cominciato a tracciare tutto e quindi sapere cosa produce, quante piante ci sono, quanti quintali, in che zone, in che aree, quanti metri quadri. Quindi pian pianino anche sulle vite stiamo arrivando. Sembra una cosa un po' particolare, però quando me l'hanno chiesta io dico, mamma mia, che questi sono avanti. Ci sono aziende, quindi cantine in questo caso, che veramente hanno un'idea di marketing molto produttiva e con delle idee brillanti. Questo serve per il mercato per questa azienda qui, mercato cinese, principalmente giapponese. Quindi invitano i clienti a vedere la loro vite e come funziona tutto il meccanismo. Altro, questo diciamo è per quello che riguarda la possibilità di il nostro laboratorio che stiamo mettendo giù a Sollieto, e quindi la possibilità tranquillamente di venire a testare tranquillamente dove il prodotto del vigneto connesso. Questo è quanto. Adesso vi faccio vedere due video con i sistemi del diserbo. Se lo becco. Ecco. Allora, questo è il primo, che è a fuoco. Il risultato è questo qua. Effetto diserbo fatto sabato, domenica, lunedì, martedì, 3 giorni. Okay. Non male. Questo è a fuoco. L'altra soluzione invece è un diserbo con un sistema di acqua calda e dei prodotti naturali, 100% naturali. Vi faccio vedere solo la parte... Via a trovarlo. Oh, questo è il risultato finale per quello che riguarda questo tipo di trattamento, quindi uno con l'acqua calda e l'altro a fuoco. Questo è il diserbo proprio naturale, biologico. Quindi tutto il vigneto connesso è basato su dei sistemi sia a livello di concime, trattamenti e diserbo, adoperando prodotti naturali.